Oggi parleremo della pesante crisi che stiamo attraversando e cercheremo di farlo focalizzandoci su un punto fondamentale. E-Coffee, il caffè economico che lascia l'amaro in bocca. È ovvio che quando si parla di una crisi senza precedenti come questa, le parole si sprecano, gli argomenti da trattare sono veramente tanti, ma proprio perché è così complesso è molto più utile spezzettare questo macro argomento in tanti piccoli argomenti da trattare singolarmente. Oggi volutamente mi concentrerò sulle imprese e non sui consumatori, non perché i consumatori non siano più importanti, ma perché ho deciso di partire dalle imprese, quindi non mi scrivete nei commenti manca qualcosa. Tratterò più avanti di altri argomenti. Partiamo col dire che molte imprese sono state costrette ad interrompere le proprie attività produttive per via del lockdown, come ben potrete immaginare. Questo ha ovviamente portato a dei consistenti cali del fatturato per queste imprese. E questo perché se non tieni aperto o comunque non produci, non puoi vendere quello che hai prodotto perché non hai prodotto niente. Il fatturato, come sappiamo benissimo, ho fatto un video che trovate qui in alto a destra, è la somma di tutti i ricavi ottenuti dalle vendite. Chiaramente calando il fatturato è calato anche l'utile, del quale ho sempre parlato nel video lì in alto a destra. E l'utile è semplicemente la differenza tra il fatturato e i costi che si sono sostenuti in quel periodo. Questa crisi ha portato alle imprese un primo problema che chiameremo problema reddituale. Nella pratica le imprese hanno generato meno reddito e quindi meno utile. Tuttavia fate attenzione, questo non è il problema più grande, perché tutto ciò fa parte del rischio d'impresa. Il rischio d'impresa non è nient'altro che quel rischio che ti assumi nel momento in cui apri una tua attività. Fare meno utili rispetto a quanto si era prefissato non è il problema principale di questa situazione. Possono infatti capitare molti problemi che intaccano il risultato. Non è la prima volta che un'impresa si trova in questa condizione, quindi di utili molto bassi o assenti. Certo è che in questo caso le cose sono andate particolarmente male. Infatti, se generalmente ad andare male è una singola impresa o un settore, a questo punto tutti i settori o quasi sono stati coinvolti. Eppure, come vi ho detto poco fa, il problema reddituale non è il problema principale. Infatti, un'impresa può permettersi di avere un utile basso o assente. In tal caso saranno i soci o gli azionisti a guadagnare di meno, ma questo non è un problema per il quale casca il mondo. Il problema principale è legato alle spese che queste imprese devono sostenere. Infatti, a fronte di una riduzione dei ricavi, non si può dire per tutte quante le imprese che siano calati anche i costi. Se un'impresa non è riuscita ad abbassare significativamente i costi, significa che la situazione lo porterà a dover rimborsare i propri creditori. Ora, questo è il principale problema, dover pagare i creditori. È difficile che un'impresa possa pagare nel momento in cui non ha avuto entrate in cassa. Quindi, non solo si è pregiudicato il risultato economico, ma si è anche pregiudicata quella che si chiama stabilità finanziaria, ovvero la capacità di far fronte ai propri debiti, di ripagare i propri creditori. E cosa fa un'impresa nel momento in cui non ha soldi per far fronte a un pagamento? Fa come lo Stato italiano, che è super indebitato. Chiede un prestito. Se lo Stato italiano si finanzia emettendo titoli di Stato, che sono obbligazioni, l'impresa, soprattutto le imprese piccole, chiedono prestiti alle banche. Tutti gli approfondimenti per capire che cos'è il debito pubblico, che cosa sono le obbligazioni, eccetera, le trovate sempre qui in alto a destra nelle schede. Sicuramente vi ricorderete che qualche video fa ho parlato del decreto liquidità, nel quale ho detto che lo Stato amplia il suo sistema di erogazione di garanzie tramite SACE e Medio Credito. Quella manovra è stata fatta per incentivare le banche a prestare soldi alle imprese ed è stata una manovra particolarmente lucida perché le imprese in questo momento hanno realmente bisogno di quei soldi. E in questo momento storico in cui per fortuna i tassi sono particolarmente bassi, si ha anche la possibilità di sfruttare delle condizioni veramente vantaggiose per quanto riguarda l'impresa. Detto questo però torniamo al problema finanziario. Se un'impresa non riesce a far fronte ai propri pagamenti, chiude. Ma per quale motivo un'impresa dovrebbe essere nelle condizioni di non riuscire a pagare? Infatti qualcuno potrebbe obiettare: ma se produci di meno, devi anche sostenere meno costi, ad esempio per comprare le materie prime.
Per fare l'esempio di chi produce grissini, se fermo la mia produzione di grissini non dovrò più pagare né la farina senza glutine né qualsiasi altra cosa serva per cucinare grissini, non sono bravo in cucina. E questa obiezione, badate bene, è intelligente e corretta, però solo fino a un certo punto. Il non produrre infatti ti porta effettivamente a ridurre una parte dei costi, però esistono anche dei costi che non sono riducibili in alcuna maniera. Se io ad esempio ho il mio negozio di grissini a Modena, ok? Devo pagare l'affitto del mio negozio e quello è un costo che non si può ridurre. L'affitto io continuo a pagarlo anche se non produco nulla. Potrò ad esempio risparmiare sui costi dell'illuminazione del mio locale, però se avessi fatto un investimento in pannelli solari cosa succede? Questo impianto io ancora sto continuando a pagarlo, quindi se ho delle rate da pagare non c'è lockdown che tenga, io quei pagamenti li devo fare. A questo proposito voglio ricordarvi che il decreto che uscirà a breve, ovvero il decreto rilancio del quale ho parlato nel video qui in alto a destra, conta intenzione di inserire anche un credito d'imposta per quelle persone che hanno pagato affitti nel mese di marzo e forse anche nel mese di aprile. E come funziona questo credito? Nella pratica devi pagare l'affitto e poi nel momento in cui farai la dichiarazione dei redditi o comunque pagherai le tasse, avrai un credito verso lo Stato pari al 60% dell'importo che hai pagato per l'affitto. Questo credito quindi permetterà alle imprese di pagare meno tasse allo Stato. Dov'è il problema però? Il problema è che l'affitto lo devi pagare. Come ho detto prima però le imprese in questo momento hanno un problema di liquidità, ovvero non hanno abbastanza soldi per far fronte ai pagamenti. Quindi come faranno? Questo è un esempio di soluzione che funziona da un punto di vista economico perché effettivamente migliora il tuo utile, però non funziona dal punto di vista finanziario perché ti lascia in difficoltà. Bene, queste erano alcune delle considerazioni che volevo fare in merito a questa situazione. Non erano tutte le considerazioni che era possibile fare, arriveranno altri video a riguardo e adesso vi lascio con la curiosità economica. Lo sapevate che alla fine degli anni 20 del 1900 un economista, Roger Babson, pronunciò questa fatidica frase: il 1929 sarà un anno di prosperità. Proprio così.